sono un perito chimico, un laureato triennale in chimica, un laureato magistrale in chimica e ho anche il dottorato in scienze e tecnologie chimiche, quindi ho fatto tutto il percorso accademico tradizionale. Durante il dottorato appunto è nata in me una necessità di voler cambiare un po' il percorso tradizionale che è quello di un ricercatore, quindi sono prettamente di formazione scientifico-accademica e ho iniziato a spostarmi un po' sulla parte applicativa del mio mestiere. Io in modo particolare principalmente mi occupo di materie plastiche, quindi sono sempre occupato di quelli che vengono chiamati polimeri. E dal percorso di dottorato in poi ho intrapreso un percorso mentale che è stato quello appunto di dare valore a scarti di lavorazione attraverso quello che già facevo in laboratorio, quindi detto in parole povere, attraverso rifiuti creare dei nuovi materiali plastici. Poi in realtà si è tradotto in qualcosa di un pochettino più complesso, come magari avrò modo di spiegare dopo. Quindi mi sono buttato molto sulla formazione dal punto di vista imprenditoriale, tutto parallelamente anche comunque alla mia formazione accademica, quindi durante il dottorato ho avuto modo di seguire i processi imprenditoriali gestiti dall'Università di Sassari, in particolar modo con il Contamination Lab e poi con la parte regionale della Startup Sardegna, in cui appunto mi sono formato non dal punto di vista tanto economico, ma dal punto di vista di pensiero, di trasferimento tecnologico. Infatti fondamentalmente in questo momento mi occupo di trasferimento tecnologico dalla ricerca scientifica verso il campo industriale. Comunque dopo il dottorato ho iniziato anche a fare corsi all'università, quindi sono cosiddetto professore a contratto all'università. Ho il corso riguardante la mia materia specifica, che sono i materiali appunto plastici o polimerici, e poi seguo anche un corso di chimica organica, quindi ho la possibilità anche di cercare di trasmettere un po' questo mio pensiero applicativo imprenditoriale anche alle nuove generazioni. Continuo a fare ricerca attraverso la startup che ho fondato insieme ai miei colleghi. Continuo quindi a fare la fase di laboratorio qua per produrre quelli che sono poi tutti i prototipi che andiamo a sponsorizzare con il nostro progetto. Mi sono buttato appunto in questo percorso imprenditoriale promosso all'Università di Sassari. Lì praticamente ci siamo trovati con una quarantina di persone tra sconosciuti e mezzi sconosciuti, perché poi qua più o meno ci conosciamo un po' tutti, e in pratica ci hanno buttato in piscina e hanno visto chi sapeva nuotare. Tra chi sapeva nuotare ho conosciuto i miei colleghi attuali di Relitta, che sono Andrea Farina, Giovanni Conti, Mariangela Melino e Matteo Sanna, con i quali abbiamo instaurato dal lontano 2017 un vero e proprio rapporto di amicizia. Questa amicizia poi aveva come obiettivo anche quello di portare Relitta sul mercato. Ancora non ci siamo riusciti, però il percorso è sempre quello. Diciamo che io mi sono proposto in questo percorso imprenditoriale proprio con la mia idea e le mie attività di ricerca che ho svolto durante il dottorato. In particolare per questa parte di ricerca l'ho svolta più che altro in Spagna, perché poi ho anche seguito dei percorsi formativi all'estero come più o meno tutti quelli della mia generazione. Allora è piaciuta molto, io ci vedevo molti limiti tecnici da rigoroso scienziato quale sono, invece loro un po' più fantasiosi e sono riusciti a trovare quello che è in realtà la chiave di svolta della nostra idea. Infatti per me il fatto che Relitta, la plastica che io produco dagli scarti di lavorazione del pesce, fosse solubile in acqua era il limite più grande. E invece poi, grazie all'estero dei miei colleghi, questo si è rivelato poi effettivamente la carta vincente del nostro progetto. Quindi ci siamo incontrati da sconosciuti e poi siamo grandi amici da tanti anni adesso, con un obiettivo comune.
diciamo che le plastiche idrosolubili sul mercato sono già presenti. Ovviamente abbiamo dei competitor nel mercato, questo è quasi ovvio. Il nostro carattere innovativo è il fatto che noi stiamo cercando di portare come concetto che Reliqta sia una startup che renda circolari le aziende, nel senso che non si può pensare che il mondo diventi, come dire, si basi su un'economia circolare se ogni azienda cerca di ripristinare i propri scarti all'interno delle proprie mura, anche perché comunque ho modo di vedere che comunque all'interno delle aziende non sempre esistono le personalità con delle competenze specifiche come la mia per esempio, tale per cui si possano eseguire certi processi logici. Quindi il primo carattere innovativo è che noi ci stiamo rivolgendo alle aziende ittiche che producono ovviamente grandi quantità di scarti di pesce, in particolar modo la pelle, le lische che attualmente o vengono utilizzate per il pet food o vengono convogliate in discarica come qualsiasi rifiuto dell'umido fondamentalmente. Stiamo proponendo a queste aziende di poter produrre per loro il packaging dei loro prodotti, quindi dai loro scarti, invece che andare a comprare la plastica da fornitori terzi, noi facciamo in modo che i loro scarti diventino proprio il packaging dei loro prodotti, quindi stiamo interfacciando con varie aziende, soprattutto abbiamo delle interlocuzioni con una grossa azienda di salmone che ci ha richiesto un packaging ad esempio sottovuoto che abbiamo realizzato per loro, perché loro ad esempio vendono filetti di salmone sia fresco che affumicato che congelato in sacchetti sottovuoto in tutto il mondo. Quindi ciò che per l'azienda prima era sì un'entrata perché lo scarto poi lo puoi anche vendere in un certo modo, però diventa proprio parte del business, parte del prodotto, parte dell'anima dell'azienda, perché poi se si vuole diventare circolari il discorso non è solo quello che non si devono fare scarti, questo è abbastanza banale, invece quello che è utile per il futuro anche del pianeta è che questi scarti vengano riutilizzati per qualcosa, abbiano uno scopo e questo scopo appunto noi l'abbiamo trovato con la bioplastica Reliqta. Poi in generale non si è ancora sentito tanto parlare di plastiche idrosolubili per una serie di motivi, in realtà poi ci sono delle plastiche più sintetiche idrosolubili, ad esempio i pod, quelli per la lavastoviglie sono delle plastiche idrosolubili, però sono sempre di origine petrolifera, quindi il nostro altro carattere innovativo oltre alla parte di economia circolare è anche il fatto di ottenere una bioplastica da dei rifiuti. Che quindi non sono esattamente una materia prima che deve essere creata con un processo produttivo ad hoc. Oltretutto, vabbè, noi non vogliamo neanche che la nostra venga chiamata plastica, perché il termine plastico poi per me è un termine molto tecnico, non è una plastica, le plastiche sono delle altre cose, quindi anche a livello normativo teoricamente la nostra plastica non deve neanche, come dire, seguire le regole dell'Unione Europea che ci sono in vigore in questo momento. Poi entrerò un pochettino più nel dettaglio anche in questo. Quindi noi produciamo una bioplastica che è trasparente, inodore, biodegradabile, compostabile e solubile in acqua. Abbiamo due tipi di solubilità. La solubilità in acqua fredda che permette appunto permette tra virgolette inibisce quello che è il fenomeno di tossicità legata alla dispersione delle plastiche in mare, perché sciogliendosi in acqua ed essendo biodegradabile non abbiamo tutto quel problema di accumulo nelle isole di plastica di cui si sente parlare in questo periodo, e abbiamo anche una degradazione che appunto non porta a una tossicità, a un aumento di tossicità dell'acqua del mare o comunque anche delle acque reflue. Mentre in acqua calda si scioglie fondamentalmente in qualche secondo, e quindi stiamo portando avanti anche come concetto innovativo ulteriore quello che il consumatore che compra un prodotto, come ad esempio può essere il salmone, poi mette la plastica all'interno della lavastoviglie come un qualsiasi piatto da lavare, e questa viene solubilizzata, quindi andiamo
anche a tagliare tutti quelli che sono i processi di smaltimento legati alle plastiche tradizionali, ma anche alle bioplastiche, che sono appunto la parte di compostaggio per quanto riguarda le bioplastiche. Invece delle plastiche tradizionali, il trasporto, il convogliamento in discarica, la differenziazione e poi il riciclo oppure l'incenerimento, perché dipende un po' da che tipo di plastica sono. Quindi questo è il carattere innovativo che siamo riusciti a sviluppare in questi anni con Relitta. Inizialmente loro molto banalmente, appunto come sottolineavi tu, dicevano ma questa plastica ha le stesse proprietà di quella che compriamo, costa di più, costa di meno, quindi fondamentalmente per mantenere lo stesso livello diciamo, di confezionamento che hanno in questo momento. Poi dopo una fase un po' di convincimento effettivamente siamo riusciti a inculcare in loro l'idea che anche per il consumatore finale, perché ormai siamo tutti un po' più attenti all'ambiente, poi le generazioni che verranno lo saranno ancora di più, quindi in un concetto proprio diciamo d'avanguardia, di previsione del futuro, questo è stato molto apprezzato. Tant'è che ancora non siamo diciamo, riusciti ad arrivare a una quadra, però loro vorrebbero proprio aprire un impianto di produzione di plastica all'interno dei loro allevamenti di salmone, perché poi loro allevano principalmente salmoni, infatti noi ci stiamo rivolgendo a chi fa allevamento e non ad esempio a chi fa pesca tradizionale, perché quello è diciamo, un altro paio di maniche dal punto di vista ecologico più che ambientale in questo caso. Però comunque è un concetto che ancora non riesce a entrare all'interno della testa delle persone in maniera così profonda come lo è per noi. Sicuramente la reputano una cosa molto bella da fare, però si blocca lì la cosa. Talent Up è stato per noi il primo modo anche di portare le nostre idee oltremare, nel senso che comunque a parte il percorso imprenditoriale di alta formazione ci ha permesso comunque di fare uno stage di 3 mesi negli Stati Uniti, soprattutto in Silicon Valley, dove che è la culla delle start-up americane ma anche globali. Questo ci ha permesso di iniziare un po' a validare, come si dice, l'idea anche fuori, di prendere coraggio nel farla vedere anche a grosse aziende, perché comunque abbiamo avuto modo di intraprendere delle discussioni anche con grosse aziende americane che erano interessate al prodotto. Poi ovviamente dipende anche dallo stato di avanzamento, questi discorsi vanno avanti oppure diciamo, vengono dilatati un po' nel tempo aspettando sviluppi migliori. Però questo ci ha dato coraggio ad esempio per iniziare a mandare email a grosse aziende che producono appunto o che lavorano il pesce, quindi siamo rivolti a chi produce il tonno, chi produce il salmone, chi produce altri tipi di pesce mangiati in tutto il mondo, comunque chi ha grossi allevamenti. Facendo questo lavoro qua alla fine siamo riusciti a trovare quello che potrebbe essere il nostro primo cliente e poter appunto portare sul mercato questa plastica, perché fondamentalmente la difficoltà di lavorare con i rifiuti è quella di riuscire a reperire una grande quantità senza muovere chissà quanti trasporti, perché comunque siamo sempre in un'isola, quindi anche pensare di fare un impianto produttivo qua risulta essere molto difficile, o perlomeno magari è fattibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista logistico, però noi vogliamo portare comunque avanti un concetto di economia circolare perfetto, quanto umanamente possibile, perché comunque anche i trasporti producono CO2, quindi se noi stiamo eliminando da una parte plastiche di origine petrolifera che vanno a inquinare in un sacco di mare, però poi dobbiamo farci 10.000 km con un furgone per portare gli scarti in Sardegna, diciamo che non è il massimo. Quindi in questo tipo di idee è molto difficile trovare degli scarti localizzati
ed è molto difficile trovare aziende che abbiano il coraggio di investire per poter fare un impianto produttivo di plastica diciamo, nei siti in cui producono. In Sardegna, appunto, poi attraverso tanti percorsi di formazione che abbiamo fatto, abbiamo avuto modo di conoscere tante persone, sia che lavorano qua che emigrate, come dire, in altri posti. Questo modello di business cosiddetto è nato in 3 anni praticamente, quindi abbiamo lavorato sui dettagli in molto tempo, ci è voluto molto tempo per sviluppare concettualmente una cosa del genere, che sembra quasi semplice anche detta poi da me. In Sardegna purtroppo non c'è, come ti dicevo, la fonte localizzata di scarti che può essere utilizzata in maniera così massiva. Sono alcune realtà che abbiamo cercato di contattare, con cui collaboreremo sicuramente più avanti, però ancora niente di che. Ovviamente l'estero ti permette di non solo trovare più fondi, soldi, più investitori, e comunque permette anche di trovare quantitativi di rifiuti molto più grandi, o comunque tarati a quello che sarebbe il nostro business. Ad esempio, una differenza sostanziale è che per cultura noi siamo abituati anche a mangiare il pesce fresco, quindi non viene lavorato, quindi non creiamo un rifiuto, cioè quello che il nostro rifiuto finisce nell'umido. Invece all'estero questa cultura del fresco non è così marcata come da noi, e quindi anche questa è una limitazione, come dire, culturale, anche se in bene per noi, però in male per il business in Sardegna. Però comunque qua siamo incubati, diciamo, qua all'Università di Sassari, tutta la parte di ricerca e sviluppo viene fatta qua, la maggior parte dei fondi che abbiamo ottenuto li stiamo investendo qui, poi il processo produttivo magari potrà essere da un'altra parte, le vendite potranno essere da un'altra parte, ma il cervello rimarrà sempre in Sardegna. Il mondo delle startup in Sardegna praticamente conosciamo quasi tutti. Oltre a Relicta, poi io seguo altri 2 progetti di startup, quindi sempre con persone collegate, quindi è molto bello trovare, soprattutto con Talentup c'è stato anche questo grande vantaggio di creare una sorta di community di startup sarde che ci hanno permesso di vivere anche le esperienze di altri nostri amici, perché poi siamo tutti amici, e di capire anche come loro avevano ragionato sotto certi aspetti, perché poi abbiamo le startup più in impronta informatica o più sul turismo, soprattutto in Sardegna, oppure sull'agri-food, su tutto quello che è la valorizzazione dei prodotti sardi. Nonostante questi, diciamo, siano concetti molto lontani dall'industria che vorremmo fare noi, comunque anche altre startup hanno avuto modo di andare, come noi, a San Francisco, chi in Giappone, chi, diciamo, in giro per l'Europa, e anche la loro esperienza comunque ci ha portato a pensare anche in un modo un po' più internazionale rispetto a quello che pensavamo prima. Con altre startup estere, diciamo, comunque nazionali, abbiamo sempre delle collaborazioni attive, stiamo sempre facendo progetti per poter appunto trovare quei fondi per portare avanti le nostre idee imprenditoriali. Diciamo che nel nostro personale percorso è stato molto importante più che altro trovare degli investitori che ci hanno fatto conoscere in giro per l'Italia. In giro per l'Italia e poi anche soprattutto in Europa, perché partecipando comunque a programmi nazionali e poi anche europei, a cui abbiamo avuto anche modo di vincere o di farci conoscere, diciamo, in qualche modo, arrivando tra le finalisti di vari concorsi, siamo riusciti a vedere anche quali sono anche altre startup di successo che sono, diciamo, un passo avanti a noi, non tanto, però quel passo in più per capire appunto come sarebbe bene per noi procedere per poter arrivare appunto a uno step successivo. Nonostante, diciamo, la rete
di startup a livello europeo sia molto più grande, non si instaurino rapporti di amicizia così solidi come in Sardegna, però anche questo è stato utile da questo punto di vista. Da scienziato il mio concetto di innovazione è quello di portare le competenze che impariamo all'università fuori dalle mura accademiche, che è un qualcosa che magari è più si fa già, ad esempio, non so, in campo medico, perché adesso sentiamo un po' più parlare di trial, di vaccini, di sperimentazione. Bisognerebbe farlo anche in altre materie. Io ci sto provando con diciamo, la scienza dei materiali o comunque il riciclo di rifiuti in generale o il riutilizzo di rifiuti non riciclo e secondo me da scienziato questa per me è innovazione. Provare ad arrivare a un livello di come dire, di economia circolare attraverso un alto livello di economia circolare attraverso proprio le competenze che si imparano in campo accademico. Comunque, seguendo il percorso formativo anche del dottorato, dall'università escono la maggior parte delle menti più brillanti, sia nazionali che sarde, ed è uno spreco comunque di potenzialità, di risorse. Non provare a cambiare in parte o perlomeno in piccola parte quelle che sono le nostre abitudini o o risolvere quelli che sono i problemi del mondo. Tendenzialmente ti dico che ci sono tante realtà che stanno crescendo. Prima magari si vedeva solo come aziende grandi, magari si vedeva appunto il petrochimico a Porto Torres o diciamo, le grandi aziende anche del sud Sardegna, la Tiscali, che è stata diciamo, una delle prime aziende. Ora vedo tanti ragazzi della mia età, più piccoli, anche un po' più grandi, che hanno già una startup. Per quello poi siamo anche tutti amici, tutti coetanei, quindi non ti so dire se tutti ce la faranno, però statisticamente credo che molti riusciranno a portare la Sardegna fuori dalla mentalità classica che abbiamo sempre avuto, che c'è stata diciamo, per i nostri genitori o comunque le generazioni passate, e riuscire ad arrivare a creare una vera e propria isola dell'innovazione, dove ci saranno tante aziende, i fatturati saranno alti, l'economia non girerà soltanto in base al turismo e tutte le potenzialità dell'isola verranno sfruttate. La vedo così.